Bentornati al nuovissimo aggiornamento con le previsioni meteo. Parliamo di precipitazioni costanti, perturbazioni che arrivano proprio dall'Oceano Atlantico, che si dirigono proprio verso l'Europa, fin verso la nostra penisola. Continueranno a portare delle precipitazioni, stavolta un po' più deboli, e il nord verrà saltato con la distribuzione delle precipitazioni lungo il versante tirrenico, come vedete proprio nei prossimi giorni. E proprio nella giornata di domenica assisteremo al passaggio tra la serata di domenica e quella di lunedì a delle precipitazioni un po' più intense. Le avremmo sulla Sicilia, con a tratti dei temporali multicellulari fino alle coste del Lazio e addirittura anche sulle basse pianure del Piemonte. Parliamo del Cunese, e dove quindi le nevicate saranno ben oltre i 1200 metri, mentre lunedì il vortice si andrà a formare in modo deciso soprattutto sul Mar Ionio, e questo garantirà una distribuzione netta delle precipitazioni sull'Emilia Romagna, sull'Alta Toscana, in generale un po' anche su gran parte del sud Italia. Sentiranno maggiormente le coste, ancora una volta tirreniche sulla punta e più moderate, mentre sulla Sicilia saranno un po' più intense, con occasionali temporali sul comparto centro-occidentale. Questo quindi accadrà proprio per la spinta tra l'altro di aria molto più fredda di matrice russa sul comparto centro-orientale dell'Europa. Non risentiremo ancora una volta, quindi avendo questa affluenza di correnti sud-occidentali molto umide, non è davvero inverno, diciamola tutta. E ovviamente proseguiranno delle debolissime precipitazioni anche nella giornata di martedì, quando potrà instaurarsi una creazione di un minimo depressionario gradualmente proprio da metà della settimana sul centro Europa, e come vedete qualche debolissima precipitazione l'avremo martedì sulla Alta Toscana e sulla Liguria, anche in parte lungo le coste della Calabria tirrenica. Come vedete la distribuzione è che avremo ovviamente delle correnti oceaniche, si manterrà almeno fino alla metà del mese, e la distribuzione, come vedete, di questa aria un po' più fredda potrà arrivare proprio dalla metà del mese, quando la saccatura di matrice artica si andrà a posizionare sul nord Europa e porterà un notevole calo delle temperature. Questo ovviamente che provocherà una rottura del vortice polare, uno split possibile del vortice polare, che invierà temporaneamente però questa aria fredda proprio verso gli stati centrali dell'Europa e soprattutto sul nord Italia, dove risentiremo appunto di temperature in brusco calo, soprattutto sul nord-est, come vedete, mentre altrove invece anche al centro e al sud continueremo a vivere delle temperature sopra media stagionale, ma comunque insomma in un contesto decisamente anomalo, perché continueremo a vivere anche tramite la distribuzione del vortice polare a metà mese possibile prosieguo di correnti fredde artiche in spinta proprio dai paesi del nord, dalla Scandinavia, che continueranno a dirigersi verso l'Europa centrale e soprattutto quella occidentale, compresa la Gran Bretagna. Come vedete la tendenza mostra quindi l'affluenza di aria un po' più fredda di matrice artica a scendere. La distribuzione delle precipitazioni sarà comunque di matrice atlantica, ma con l'annesso, come abbiamo visto prima, calo termico. Le precipitazioni potranno tramutarsi in nevicate fino a quote basse, parliamo di bassa montagna, quindi attorno ai 600-800 metri, e portare quindi nuovamente delle precipitazioni proprio tra il 15 e il 20 del mese. Questa è la probabilità maggiore, con l'influenza comunque anche del sud sul comparto tirrenico per rovesci e temporali anche forti. Attenzione, perché qui le temperature continueranno a mantenersi costantemente oltre i 15 gradi nei valori massimi. Per maggiori dettagli ovviamente consultate i prossimi aggiornamenti meteo.